Uno degli obiettivi del nostro Veneto Space Meetings era quello di far vedere che le nostre aziende sia del nostro territorio che anche le piccole e medie imprese che sono coinvolte nel settore della New Space Economy hanno un futuro, nel senso che qualsiasi tipo di progetto molto complesso, molto difficile, presuppone sostanzialmente il coinvolgimento di che cosa? Di investimenti in ricerca e sviluppo, soprattutto di idee molto chiare su dove si vuole arrivare, ma soprattutto anche poter fare affidamento su delle risorse che molto spesso, anzi devono assolutamente essere reperite all'interno del proprio territorio e all'interno dell'ecosistema che noi abbiamo creato. Perché? Perché altrimenti c'è il rischio che queste risorse vadano a cercarsi le opportunità all'estero e poi magari non tornino da noi per dare una mano proprio alle nostre aziende e al nostro territorio. I temi legati alla New Space Economy sono sicuramente delle tematiche che possono costituire una roadmap molto interessante per le aziende del nostro territorio. La nostra economia del Veneto soprattutto, che è tipica di secondo me tutta la regione, si basa su prodotti che sono stati commoditizzati nel tempo, quindi vuol dire che tutti quanti possono copiarli e possono farli magari beneficiando di fattori di costo molto più competitivi rispetto a quelli che caratterizzano il nostro territorio. Quindi il fatto di poter introdurre elementi di innovazione, progetti difficili e che possano stimolare il nostro intelletto, giocoforza devono giocare appunto su questioni che possono essere rimesse in gioco proprio grazie a questo ecosistema che si è creato, sia con gli strumenti messi appunto a disposizione dalla Regione Veneto, quindi le RIR, la RIS3, eccetera, ma anche con l'intraprendenza di noi imprenditori che tutti i giorni ci dobbiamo rimettere in discussione, dobbiamo capire dove vogliamo andare per il nostro futuro.